Blitz antidroga in mezza Sicilia, a capo dello spaccio una nonnina ultra settantenne, coinvolta anche Cammarata. Flessione dei dati, ma si teme un nuovo lockdown come quello dello scorso marzo, anche se dilaga l'esasperazione tra i lavoratori. Ad Agrigento, senegalese positivo scatena il panico. In Sicilia arrivano i commissari per accelerare i lavori in 59 cantieri. Inchiesta Spartacus, illeciti su progetti di formazione professionale, ribaltata sentenza di primo grado. Il re dell'eolico Nicastri assolto da concorso esterno in associazione mafiosa. La cipolla di Castrofilippo approda a Masterchef, uno dei prodotti d'eccellenza dell'Agrigentino su Sky. Inizia il campionato di Serie B1 femminile, domani il derby siciliano a porte chiuse, Seap Catania. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'operazione antidroga che ha interessato mezza Sicilia. A capo dell'organizzazione una nonnina. Il Blitz ha toccato anche Cammarata nell'Agrigentino. Vediamo. Operazione antidroga in mezza Sicilia realizzata dai carabinieri. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare a carico di 13 persone accusate di traffico e spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta nelle province di Agrigento, Ragusa e Catania ed ha permesso di disarticolare importanti piazze di spaccio. All'operazione hanno partecipato oltre 50 militari, unità cinofile ed un elicottero. Uno dei perni dello spaccio era rappresentato da un'anziana donna ultrasettantenne e da alcuni suoi parenti. A 74 anni era ai vertici di un gruppo di spacciatori costituito dai nipoti e dalle loro fidanzate e fidanzati. È la nonna della droga, la figura centrale dell'operazione Delivery, così denominata perché le dosi di stupefacenti erano anche consegnate a domicilio. Con lei in carcere sono finite altre 6 persone. Ad altrettanti indagati è stato notificato l'obbligo di dimora. Le indagini dei carabinieri hanno fatto luce anche su uno spaccio di cocaina e hashish a Modica gestito da 2 fratelli marocchini. I pusher utilizzavano un linguaggio criptico e durante le consegne non portavano con loro i telefoni cellulari. I carabinieri hanno anche ricostruito i canali di approvvigionamento della droga. Si riducono i numeri giornalieri sulla pandemia Covid-19 in Sicilia, sono 1.230 nuovi positivi a fronte di 21.609 tamponi processati con una incidenza del 5,7%. L'isola, secondo il bollettino del Ministero della Salute di ieri 21 gennaio, scivola dal secondo al quinto posto per contagi tra le regioni d'Italia, ma la flessione nei dati non fa calare l'attenzione. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, rilancia l'allarme e non esclude, in caso di risultati ancora negativi, non solo che la Sicilia continui a restare rossa, ma si corre il rischio di un lockdown fortemente restrittivo come quello della scorsa primavera. Eugenio Cairone. Come sapete, la zona rossa non è quella della scorsa primavera. Siamo molto allarmati perché i siciliani non hanno capito la gravità del momento, ma si tratta di una minoranza di siciliani. Ecco, abbiamo voluto riprendere le parole del governatore Nello Musumeci, che ieri abbiamo ascoltato in diretta, per commentare lo stato d'animo degli altri siciliani, quelli che sia in primavera che adesso sono stati e sono rispettosi delle regole. Ebbene, la stragrande maggioranza dei siciliani non vuol sentir parlare di altri lockdown, di altre ristrettezze, perché la salute è a rischio anche a causa di provvedimenti che puniscono tutti, dal momento che non si riesce a colpire i pochi, che, come dice lo stesso Musumeci, non hanno capito niente. E allora, piuttosto che sparare nel mucchio, bisogna trovare il modo di colpire la minoranza di stupidi in circolazione, puntare cioè il dito su chi continua a fregarsene, invitando i prefetti ad agire di conseguenza. Bisogna insomma cercare di fermare chi non rispetta le disposizioni. È troppo facile firmare ordinanze che chiudono tutto e decretano gli arresti domiciliari per tutti i cittadini, anziché mettersi al lavoro per trovare una soluzione alternativa, per impedire alla minoranza di siciliani di continuare a nuocere. Si faccia intervenire la magistratura per tutelare i cittadini per bene. Si eviti, insomma, il colpo di grazia.
Per la Confcommercio di Agrigento, con il presidente Alfonso Valenza, bisogna salvaguardare anche l'emergenza sociale ed economica. Dal 1° febbraio bisogna poter aprire tutte le attività, anche con l'applicazione di protocolli più restrittivi. L'importante per Confcommercio è riaprire tutto. Una dettagliata nota di quello che la categoria chiede è stata inviata al presidente Giuseppe Conte e al presidente Nello Musumeci, il quale dovrebbe davvero riflettere e lasciare cadere a questo punto il discorso sul lockdown. E il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, parla di discriminazione dei negozi d'abbigliamento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Grido d'allarme del presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina: il settore dell'abbigliamento e delle calzature fortemente discriminate dalle misure restrittive. La zona rossa in Sicilia, per Vittorio Messina, stabilita dal governo a seguito delle accorate sollecitazioni del presidente Musumeci, con le ulteriori restrizioni decise dalla giunta regionale, ha di fatto creato una situazione che non garantisce né gli aspetti per limitare le occasioni di contagio né un trattamento equo nei confronti delle attività commerciali. Vengono infatti penalizzate oltremodo e senza giustificazioni le imprese dell'abbigliamento e delle calzature. Sono tante le attività aperte e non tanto limitato risulta il movimento delle persone, per cui non si comprende per Messina perché i negozi di abbigliamento e calzature debbono essere costretti a pagare il prezzo più alto della crisi, considerando anche che sono i settori che meno hanno ricevuto come ristori. Le cifre drammatiche, continua Messina, si riferiscono ai primi giorni dei saldi invernali, la dicono lunga sul fatto che certamente non si tratta di attività che possono fare temere particolari pericolosi assembramenti. Si chiede pertanto di intervenire in tal senso e di porre rimedio a una palese discriminazione che non ha alcun valore sul piano delle misure anti-Covid, ma che certamente hanno un peso notevole per quanto riguarda la probabilità che molte saracinesche non si rialzeranno dopo la fine del lockdown. E su tale argomento anche la CNA Benessere e Salute della provincia di Agrigento non ci sta e chiede con forza alle istituzioni politiche del Paese di rivedere la decisione con la quale si obbligano i centri di estetica a non poter esercitare nella zona rossa. L'emergenza sanitaria, afferma la presidente provinciale del comparto Roberta Tuttolomondo, va combattuta con restrizioni che siano adottate in modo equo ed intelligente. Oggi, ahimè, non lo sono. Basta fare un giro in città per capire come queste misure decise dal governo per la Tuttolomondo siano prive di senso e di logica. La gente, vista la variegata proposta di acquisto e servizi, si sente autorizzata ad uscire. È dunque inaccettabile la penalizzazione dei servizi di estetica che operano nelle zone rosse. Vanno immediatamente riaperti, afferma la Tuttolomondo. Alla luce del nuovo decreto del 14 gennaio del 2021, questa esclusione è ingiustificata, anche perché il decreto esprime chiaramente che rimangono aperte le attività di servizio alla persona, ma subito dopo cita la chiusura dei centri di estetica. Per chi non lo sapesse, sottolinea Roberta Tuttolomondo, i parrucchieri e le estetiste, i primi aperti e le seconde chiuse, appartengono alla stessa categoria, servizi alla persona. Pertanto Roberta Tuttolomondo chiede l'immediato reinserimento dell'attività di estetista tra quelle consentite anche nelle zone rosse. La CNA di Agrigento, con in testa il presidente Francesco Di Natale, il segretario Claudio Spoto e la presidente del settore benessere e salute, nell'esprimere vicinanza e solidarietà agli operatori e alle operatrici che stanno subendo questa condizione di forte disagio, accompagnata da inevitabili danni economici, assicurano il loro impegno e la loro azione politica, sindacale, affinché la questione possa trovare in tempi rapidi una giusta soluzione. Hanno scoperto tutti che ho il Covid e non ho nessuna intenzione di restare rinchiuso a casa per la quarantena. E farfugliando frasi di questo genere che un senegalese ha letteralmente seminato il panico in un centro analisi del Viale della Vittoria ad Agrigento, dove si è recato recriminando a gran voce la restituzione dei soldi spesi per effettuare il tampone rinofaringeo. Al momento di scompiglio è subito seguita la richiesta di intervento alla Polizia di Stato. Al Viale si sono precipitate le pattuglie della sezione
persone volanti della questura che hanno provato a riportare la calma, ma soprattutto ad allontanare, perché il rischio di contagio è più che concreto, il senegalese positivo al virus. È stata anche naturalmente allertata l'ASP con l'apposita ambulanza e con tutti i dispositivi di sicurezza necessari. L'emigrato è stato già riportato nella sua abitazione. Il senegalese verrà denunciato ai sensi dell'articolo 260 del testo unico sanità, che prescrive: chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria, la pena è aumentata. Intervenuta la morte cerebrale, è stata effettuata a Palermo dall'equipe medica dell'ospedale Bambino Gesù il prelievo degli organi della bambina di 10 anni che si è strangolata durante un gioco estremo sui social TikTok. L'intervento è stato eseguito nell'ospedale dei bambini del capoluogo siciliano ed è stato autorizzato dai genitori della bimba, che però non hanno prestato l'assenso al prelievo delle cornee. Il cuore e i polmoni sono inutilizzabili, sono stati prelevati il fegato, il pancreas e i reni, che, se risulteranno idonei, sono destinati a pazienti in attesa di trapianto a Roma e a Milano. L'intervento è stato coordinato dal Centro Regionale Trapianti Sicilia. La Commissione Affari Istituzionali dell'ARS, Assemblea Regionale Siciliana, ha approvato un disegno di legge che prevede nuove norme in materia di enti locali, tra cui i 3 mandati consecutivi per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, la nuova disciplina relativa al commissariamento per la mancata approvazione del bilancio di previsione nei comuni, la riduzione a 1/3 delle firme richieste per la presentazione delle liste delle candidature per l'elezione negli enti di area vasta e nei comuni durante l'emergenza Covid, il divieto di istituire nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In proposito interviene il presidente della stessa commissione, l'onorevole Stefano Pellegrino di Forza Italia, che afferma: il disegno di legge rappresenta il frutto del pervicace ed incessante impegno dell'ex assessore proponente Bernadette Grasso. Un ringraziamento va anche rivolto al neoassessore Marco Zambuto per la pronta e fattiva partecipazione ai lavori della commissione, nonché al prezioso ed indispensabile sostegno tecnico degli uffici dell'assessorato in persone come Margherita Rizza. Già il mese scorso era stata approvata la norma che prevede lo svolgimento tra il 15 e il 31 marzo delle elezioni di secondo livello per il rinnovo degli organi delle ex province delle città metropolitane. Infrastrutture. In Sicilia arrivano i commissari per accelerare i lavori. Il nostro direttore Arturo Cantella. Approvato in Parlamento il decreto di nomina per i commissari straordinari delle 59 opere strategiche in Sicilia per un valore complessivo di oltre 60 miliardi. È stata avviata così l'ultima fase dell'iter di nomina che affida ai commissari dello sblocca cantieri ampi poteri per accelerare le progettazioni e i lavori di opere in tutto il territorio italiano. A comunicarlo il vice ministro alle infrastrutture Cancelleri. L'individuazione di una serie di opere strategiche, afferma Cancellieri, con la conseguenza nomina di commissari straordinari, è stato un iter complesso e impegnativo, un elenco in Sicilia di 59 opere per un intervento complessivo di oltre 60 miliardi, insomma una forte spinta al settore delle infrastrutture che creerà per Cancelleri sviluppo economico e posti di lavoro. Il lungo elenco, ricordiamo, comprende 15 opere stradali, 16 opere ferroviarie, 12 interventi per le infrastrutture idriche, un intervento per il trasporto rapido di massa, 3 opere per i porti e 12 interventi di edilizia stradale. Su tale nomina interviene il presidente dell'ANCE di Agrigento Carmelo Salamone, che afferma come ritenere che sbloccando le grandi opere si possano portare benefici ai territori è come piantare un alberello in giardino e pensare che questo stia rallentando il disboscamento in Amazzonia. Pur rimanendo scettici sull'effettivo avvio, afferma il presidente dell'ANCE di Agrigento Salamone, l'avvio dei lavori oggi sbandierato continua per l'ennesima volta il clamore facile, puntando sulle grandi opere, e si perdono di vista le piccole e medie imprese, che poi vengono spremute dalla politica. Oggi tra i grandi appalti ci sono appannaggio
di pochi grandi colossi che spesso lasciano macerie da un punto di vista economico. È il sistema del decreto semplificazioni che consente di fatto alle amministrazioni locali di scegliere sempre le stesse aziende per partecipare alle gare. Gli imprenditori del territorio debbono rassegnarsi all'idea di chiudere le proprie attività e i numeri terribili di quest'anno lo dimostrano. Infine, conclude il presidente dell'ANCE Carmelo Salamone, troviamo per l'ennesima volta assolutamente censurabile il clamore che viene dato a provvedimenti dei quali in realtà ci si dovrebbe vantare poco, stante che il commissariamento è sempre e comunque una sconfitta della gestione pubblica. È morto Sergio Di Mauro, fratello del vicepresidente dell'Assemblea regionale Roberto Di Mauro. In proposito interviene il sindaco di Agrigento Franco Micciche che afferma: sono profondamente addolorato per la prematura scomparsa dell'amico Sergio Di Mauro, fratello del vicepresidente dell'ARS, onorevole Roberto Di Mauro. Avrei voluto partecipare personalmente alle esequie che si svolgeranno domani ad Agrigento, ma per ragioni personali sono fuori sede per qualche giorno ed è solo per questo che non sarò presente. Rivolgo comunque le più sentite condoglianze alla famiglia e mando un forte abbraccio all'amico Roberto Di Mauro, molto legato al fratello Sergio. Sentite condoglianze anche da parte di Televideo Agrigento. Adesso la giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta cosiddetta Spartacus che ruota intorno ai illeciti su progetti di formazione professionale gestiti dal Ciapi di Priolo. La Corte dei Conti d'Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado assolvendo dall'imputazione di danno all'erario l'ex presidente della regione Rosario Crocetta, l'ex assessore regionale Ester Bonafede e l'ex dirigente generale Anna Rosa Corsello. I giudici contabili hanno inoltre confermato le assoluzioni degli altri assessori della giunta dell'epoca, tra cui l'agrigentina Mariella Lobello. C'è il servizio. 7 anni dopo il giudizio contabile si chiude con una soluzione, con l'archiviazione di una pagina tesissima della politica siciliana che per anni ha tenuto sul filo spinato personaggi di spicco, primo fra tutti l'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta. La sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti ha infatti scagionato l'ex presidente della regione, la sua giunta, la dirigente generale Anna Rosa Corsello e i vertici del Ciapi Egidio Ortisi e Luciana Rallo dell'accusa di aver sprecato 36 milioni di euro di fondi pubblici con il progetto Spartacus. La Corte, presieduta da Giuseppe Aloisio e composta da Giuseppe Colavecchio, relatore Walter del Rosario, Salvatore Chiazzese e Guido Petrigni, consiglieri, ha ribaltato il giudizio di primo grado con il quale Crocetta, difeso da Alessandro Dagnino, Corsello, rappresentata da Sebastiano Bruno Caruso e l'ex assessore al lavoro Ester Bonafede, assistita da Giuseppe Cozzo e Carmelo Carrara, erano stati condannati a risarcire la regione con 2.200.000 euro, confermata la soluzione giunta già in primo grado per Rallo, Ortisi e per gli ex assessori Luca Bianchi, Nelly Scilabra, Lucia Borsellino, Michela Stancheris, difesi da Massimiliano Mangano e Filippo Ficano, Nino Bartolotta, assistito da Giovanni Monforte, Dario Cartabellotta, Linda Vancheri, difesi da Andrea Ciulla e Marzia Comandè, Mariella Lobello, tutelata da Gigi Rubino e Massimiliano Valenza, Niccolò Marino, assistito da Niccolò D'Alessandro e Patrizia Valenti, rappresentata da Giuseppe Giovanni Immordino. Il caso scoppiò nel 2014 e fece vacillare, e non di poco, il finanziamento al Ciapi, ma i giudici nella sentenza dicono: per la realizzazione del progetto Spartacus non è avvenuto alcun utilizzo di fondi regionali, così come risulta dagli atti versati nel fascicolo processuale, con la conseguenza che nessun onere abbia gravato sull'ente territoriale. In altri termini, le assunzioni delle unità di personale a tempo determinato in stretta correlazione con l'attuazione del progetto Spartacus non hanno inciso sul bilancio regionale, pertanto si ritiene che non vi siano valide ragioni per ritenerle illegittime, in contrasto con la legge regionale. Dopo un esposto di alcuni dei 1760 ex sportellisti, infatti, all'epoca si scoprì che precari, anziché essere inviati negli uffici del Dipartimento Lavoro, erano stati assegnati ad alcune frascuole ed uffici, restando di fatto inattivi. Per i giudici però il finanziamento al Ciapi è assolutamente legittimo.
L'imprenditore trapanese Vito Nicastri, considerato il re dell'eolico per aver accumulato una fortuna con le energie rinnovabili, è stato assolto dall'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa dalla Corte d'Appello di Palermo. Tra le accuse quella di essere uno dei finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Vediamo. Da anni è il simbolo di tanti misteri nella provincia trapanese. Era solo l'ottobre del 2019 quando intascava una condanna a 9 anni di carcere per aver finanziato la latitanza di Matteo Messina Denaro. Eppure adesso l'imprenditore Vito Nicastri, il re dell'eolico alcamese, da Roma in giù è stato assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte d'Appello di Palermo ha ribaltato il verdetto emesso in primo grado. Nicastri è stato condannato solo per intestazione fittizia a 4 anni e 3 mesi. Dell'accusa di concorso esterno è stato scagionato anche il fratello di Vito, Roberto, condannato pure lui solo per intestazione fittizia a 2 anni ed 8 mesi. Entrambi sono stati scarcerati. Vito Nicastri era difeso dall'avvocato Sebastiano Dara, il fratello dall'avvocato Giovanni Di Benedetto. Nei mesi scorsi Vito Nicastri aveva iniziato a fare delle dichiarazioni davanti ai PM di Palermo e di Roma che si occupano di Paolo Arata, l'ex consulente per l'energia di Matteo Salvini, che con il re dell'eolico aveva fatto diversi affari. Entrambi sono stati anche arrestati. Nicastri ha parlato della tangente di 30.000 euro che il suo socio occulto avrebbe promesso al sottosegretario Armando Siri per piazzare un emendamento che doveva sbloccare tanti finanziamenti, ma ha sempre negato i rapporti con la mafia. 2 pentiti però sembravano smentirlo. Il cugino del superlatitante Lorenzo Cimarosa aveva raccontato che alcuni anni fa Nicastri avrebbe fatto arrivare a Messina Denaro una borsa piena di soldi dopo aver concluso un buon affare. Poi nel 2019 era arrivato un altro pentito, Filippo Visconti, uno dei capi mafia della ricostituita cupola, che aveva rincarato la dose. Nicastri, disse, era vicino a 2 esponenti della mafia trapanese, Giovanni Filardo e Francesco Luppino, altri 2 fedelissimi di Messina Denaro. Dichiarazioni che avevano portato ad una condanna pesante in primo grado. Ed era appunto il 1° ottobre di 2 anni fa quando le cronache accendevano i riflettori proprio sul re dell'eolico. I sostituti procuratori Gianluca De Leo, Giacomo Brandini e il procuratore aggiunto Paolo Guido gli contestavano di aver intrattenuto rapporti spregiudicati con esponenti delle cosche, quelli più vicini al superlatitante Matteo Messina Denaro, imprendibile dal giugno del 1993. Per Nicastri, accusato dalla DIA di Trapani di intestazione fittizia e corruzione nell'ambito del caso Arata, è la prima condanna che arriva per mafia, nonostante già negli anni scorsi avesse subito una maxi confisca di beni per 1.300.000 euro. Per questo filone ha indagato la Procura di Roma. Negli anni 90 si vantava di essere uno dei pochi imprenditori puliti nel settore dell'energia alternativa, invece era lui il perno del sistema di potere che ruotava attorno alle pale eoliche. Vito Nicastri è diventato in 20 anni un top manager nel settore. Per questa ragione nel 2013 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani gli aveva confiscato un impero economico, 1.300.000.000 di euro, tanto valevano le 43 società di capitali che Nicastri utilizzava per gestire i suoi affari nel settore dell'eolico e del fotovoltaico. Alcune con sede in Sicilia, altre in Lazio e Calabria, sono passate tutte allo Stato, e con le società anche un tesoro fatto da 98 beni immobili. Nicastri aveva investito in centinaia di terreni fra Trapani, Palermo e Reggio Calabria. Per sé aveva fatto realizzare una sontuosa villa ad Alcamo, ma aveva acquistato anche decine di appartamenti e magazzini fra Trapani e Catanzaro. La confisca riguarda pure una grande passione di Nicastri, un catamarano di 14 metri per 8 costruito nel cantiere di Belleville in Francia nel 2009. È rimasto ancorato saldamente al porticciolo turistico di Castellammare del Golfo. L'imprenditore aveva una passione anche per le auto di grossa cilindrata. Gli sono state sequestrate merci
Mercedes e Audi, infine la DIA ha messo ai sigilli a ben 60 rapporti finanziari fra conto correnti, dossier, titoli e polizze assicurative. Quella sicuramente fu una delle confische più grandi di tutti i tempi. Un muro di contenimento a ridosso di una palazzina è crollato nel pomeriggio di ieri in via Argento, nei pressi delle scalinate di via Madonna degli Angeli ad Agrigento. Il crollo, per fortuna, non ha provocato danni a persone e sarebbe dovuto alle costanti infiltrazioni d'acqua e all'abbandono dell'area. Il boato causato dal crollo ha spaventato i tanti residenti della zona, che hanno immediatamente allertato forze dell'ordine e vigili del fuoco, che sono giunti sul posto. Riscontrata una lesione che ha compromesso la stabilità di alcune abitazioni, a tal punto da essere disposto lo sgombero. Un'intera famiglia di 7 persone, tra cui una bambina, e 9 extracomunitari sono stati dunque evacuati dalle rispettive abitazioni. Ieri i 100 anni del Partito Comunista Italiano. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella a Rosario Manganella. Sono trascorsi 100 anni da quando nacque il Partito Comunista Italiano, fu a Livorno e venne dalla scissione con i socialisti di Filippo Turati, con l'obiettivo di guardare alla Russia della rivoluzione leninista, un partito che per tanti anni è stato un protagonista nella storia italiana e all'interno della sinistra, che contribuì alla fondazione della Repubblica Italiana e si caratterizzò nelle lotte concrete per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, in particolare negli anni 70. Il PC venne poi sciolto da Achille Occhetto alla Bolognina dopo la caduta del muro di Berlino, togliendo il nome comunista dal partito e trasformandolo in Partito Democratico della Sinistra. In merito abbiamo sentito l'ex sindaco di Favara, Rosario Manganella, che per tanti anni militò all'interno del Partito Comunista Italiano. Ma io in effetti già dal 1963 ho fatto la mia militanza all'interno del Partito Comunista Italiano, prima attraverso la Federazione Giovanile Comunista, di cui sono stato anche segretario e fondatore del circolo nella mia città. E abbiamo costituito un circolo che era diventato uno dei più forti della provincia di Agrigento, con tanti giovani che all'epoca si sono iscritti alla Federazione Giovanile. Abbiamo fatto tantissime iniziative, sia come giovani comunisti, addirittura mi ricordo una volta che abbiamo organizzato una carovana per la pace con le auto, che allora parlo degli anni 60, ovviamente non erano molte, però la fila di macchine che percorreva le città del nostro paese era abbastanza ampia, perché si sentiva, allora c'era la guerra nel Vietnam più di qualsiasi altra cosa, e quindi era, diciamo, un vissuto ormai di molti cittadini e soprattutto dei militanti del Partito Comunista. All'interno del PC poi ho avuto anche dei ruoli rilevanti, sono stato segretario della sezione comunista, poi sono stato consigliere comunale e consigliere provinciale. Ricordo il PC come uno degli assi portanti della democrazia del nostro partito. Senza il PC, forse soprattutto negli anni del dopoguerra, avremmo avuto parecchie difficoltà, perché era possibile governi di destra, ma la capacità di Palmiro Togliatti, prima di tutti gli altri, che allora era segretario nazionale del PC, ha evitato che succedesse, diciamo, il peggio, facendo anche un accordo con la Democrazia Cristiana assieme a questi partiti e agli altri partiti, Partito Socialista, Partito Repubblicano e Partito Liberale, che hanno dato vita alla Costituzione italiana, che ancora oggi secondo me è una delle migliori che esiste in Italia. È un peccato comunque adesso che manchi questa forza della sinistra italiana. Certo, sono mutati i tempi, sono mutate tantissime cose, però una forza organica di sinistra, forte, potente, purtroppo in Italia non l'abbiamo più. Adesso il PC poi si è trasformato in diverse sigle, adesso c'è il PD, che non ha niente a che fare dal mio punto di vista con la storia del Partito Comunista Italiano. Io mi sento ancora comunista nell'animo, nel senso che i valori che il PC ha
a suo tempo portate avanti sono ancora oggi di una grande validità. Il problema era fare conoscere la storia di questo partito oggi alle nuove generazioni, per capire anche quel periodo storico importante del nostro paese, ma purtroppo ormai si è presa un'altra strada. Chi voleva imitare il PC, che potrebbe essere il Leo e tutt'altra cosa comunque anch'esso, e adesso bisogna lavorare comunque all'interno di forze più ampie, di una sinistra plurale, perché sono cambiati ovviamente i tempi, ma di una sinistra unita, perché anche oggi in questa situazione di grande difficoltà noi abbiamo bisogno di una forza che rappresenti i lavoratori, i cittadini, gli uomini e le donne del nostro paese, le giovani generazioni che forse alcuni hanno perso anche di mira che cosa è stato il Partito Comunista e che cosa è la democrazia in Italia in questo periodo. A Palma di Montechiaro la polizia, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, ha arrestato TG, sono le iniziali del nome del ventenne, attualmente domiciliato in una comunità di Palma di Montechiaro perché responsabile di guida senza patente, furto aggravato, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Esperite le formalità di rito, gli uomini del commissariato hanno trasferito il giovane nell'istituto penale per minorenni di Caltanissetta. Il comune di Agrigento sta istituendo per la prima volta in città la colonia felina. Si tratta, ci ha spiegato l'assessore Roberta Lala, del riconoscimento del ruolo dei gatti nel nostro ecosistema faunistico. Il legislatore nel 1991 ha definito e identificato le colonie feline come gruppo di gatti, minimo 2, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, sancendone la natura di patrimonio indispensabile dello Stato. La competenza è stata demandata alla pubblica amministrazione, che è responsabile della sua gestione e protezione. Gli animali non possono essere rimossi da dove si trovano, spostati. La cattura dei gatti delle colonie feline che vivono in stato di libertà infatti è consentita solo per la sterilizzazione e per motivi sanitari. Noi quindi chiederemo, prosegue l'assessore Lala, a quelle persone che si occupano di queste colonie feline di prendere gli animali e portarli al nostro centro veterinario convenzionato. Lì procederemo gratuitamente a registrarli all'anagrafe felina, a sterilizzarli e microchipparli. La persona che se ne occupa verrà indicata come responsabile della colonia e sarà poi questa incaricata a restituirli all'ambiente in cui solitamente vivono. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Affitti in nero nel Messinese, scoperta evasione fiscale da oltre 1 milione di euro. Il blitz delle Fiamme Gialle è stato battezzato Occulta Locazio. C'è il servizio. I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno scoperto un'evasione al fisco di oltre 1 milione di euro, individuando 29 soggetti che secondo l'accusa concedevano in locazione a terzi altrettanti immobili senza correttamente dichiarare in tutto o in parte i relativi affitti percepiti. L'indagine ha attenzionato una zona ad elevatissima vocazione turistica e commerciale come quella che si estende lungo la riviera ionica messinese. A seguito di una complessa attività di intelligence in materia di entrate eseguita dai militari della compagnia di Taormina e coordinata dal gruppo delle Fiamme Gialle di Messina, sono stati accertati, come detto, oltre 1 milione di euro di redditi di fabbricati non dichiarati, nonché l'omesso versamento di quasi 60.000 euro di imposta di registro. Le indagini hanno preso il via da una dettagliata mappatura dei fabbricati ad uso commerciale situati nell'ampio comprensorio turistico che da Giardini Naxos arriva sino a Scaletta Zanclea. I finanzieri hanno poi incrociato le informazioni ricavate dall'Agenzia del Territorio con le risposte fornite a specifici questionari sottoposti ai conduttori degli immobili. Emergeva così come i proprietari di diversi fabbricati adibiti a locali commerciali, ovvero strutture ricettive, si fossero accordati con i vari inquilini tramite una semplice stipula verbale o mediante scrittura privata, senza tuttavia mai registrare alcun contratto all'Agenzia delle Entrate. In altri casi, altrettanto frequenti, il contratto invece è stato registrato per importi notevolmente più bassi rispetto a quelli effettivamente pattuiti come canone annuale. Tutto questo
ha consentito da una parte uno sconto, peraltro di modesta entità, applicato al conduttore sul canone da corrispondere, dall'altra per il proprietario il mancato versamento dell'imposta di registro e del pagamento dell'imposta sui redditi percepiti dalla riscossione del canone di locazione, con un considerevole risparmio in termini di tassazione diretta. Nell'ambito dell'attività, le Fiamme Gialle di Taormina hanno anche individuato ben 10 soggetti che erano totalmente sconosciuti al fisco, in quanto non hanno mai presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi anni, risultando così evasori totali. A conclusione delle attività, tutte le posizioni controllate sono state segnalate all'Agenzia delle Entrate di Messina per il concreto recupero delle imposte evase e per la contestuale regolarizzazione o registrazione dei contratti di locazione in essere. Papa Francesco ha firmato il decreto che riconosce la venerabilità di Michele Arcangelo Maria Antonio Vinti, padre Vinti, nato nel 1893 a Grotte. La notizia giunge a distanza di un mese dal procedimento che riguarda invece il giudice Rosario Livatino, primo magistrato a essere beato nella Chiesa Cattolica. Padre Vinti venne ordinato sacerdote nel 1922, dopo un primo incarico a Cianciana, dove rimase per quasi 10 anni, fu trasferito a Grotte. Sono numerose le grazie ricevute testimoniate per intercessione di Padre Vinti da devoti che hanno implorato in momenti di estremo bisogno il suo aiuto. Padre Vinti, ricordato per l'instancabile attività di confessore e per la sua carità eucaristica, morì il 17 agosto 1943. Sant'Agata, patrona di Catania, sarà festeggiata a porte chiuse. Vediamo. La prima volta, quando presentammo qui il programma per la festa di Sant'Agata, la festa del 2003. Ero giunto qui a Catania il 6 agosto del 2002, avevo vissuto Sant'Agata di agosto, poi la sorpresa, il programma, veramente una presenza, una partecipazione davvero straordinaria, un parterre proprio. Oggi avviene con voi, operatore dei media, e vi ringrazio per la vostra partecipazione e per la vostra collaborazione. Certamente, come già sappiamo, come col signor Sindaco abbiamo comunicato già, la festa ha uno svolgimento particolare. Saranno solo momenti liturgici, perché oggi come oggi siamo in zona rossa. Come evolve la situazione non lo sappiamo. E quindi ecco, questo incontro si svolge come presentazione dei momenti liturgici che celebreremo in onore di Sant'Agata. Certamente è vero, non ci aspettavamo qualcosa del genere. Ed è bene subito sottolineare che l'impossibilità di fare ciò che sempre abbiamo fatto non deve dare spazio soltanto a nostalgia e rimpianto. Io per primo inizio sottolineando come fu la prima presentazione, come adesso, però sottolineiamolo, il dispiacere per ciò che non si può fare come negli altri anni si deve trasformare in opportunità, la privazione, la crisi, la sofferenza in opportunità. In questo tempo abbiamo insistito continuamente su questo concetto. Le celebrazioni, anche la Settimana Santa, sono state in un altro modo. Abbiamo sottolineato la privazione sia una
uno stimolo, una opportunità per vivere il significato autentico. Un'altra bella sottolineatura che abbiamo fatto in questo periodo è valorizzare la famiglia, valorizzare momenti che si possano vivere in famiglia. Tutti nelle nostre case abbiamo un quadro, un'immagine di Sant'Agata, poi suggeriremo anche una iniziativa al riguardo. La privato profondo, più autentico, anche perché sempre i momenti che conosciamo restano. L'offerta della cera è quel momento bello, partecipato. Quest'anno ci sarà e sarà il signor Sindaco come rappresentante di tutta la comunità civile. Signor Sindaco ed io compiremo questo gesto, nel senso che il signor Sindaco farà questo omaggio a nome dell'intera città e dei devoti. Poi la sera del 3 cercheremo di attendere, come sempre, l'incontro con Sant'Agata, che si svolgerà con le modalità che adesso, tutto in streaming, non lo dico già subito, di modo che, perché non è possibile. Volley inizia il campionato di Serie B1 finalmente, cresce l'attesa per l'esordio della SEAP Dallicardillo Aragona che domani affronterà il Catania. Il derby siciliano si disputerà a porte chiuse al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Tonino Butera. Presidente Di Giacomo, finalmente dopo tanta attesa sabato si gioca. Hai detto bene, dopo tanta attesa. Voglio ricordare a chi ci ascolta che le ragazze sono in preparazione dal 31 di agosto, abbiamo subito diversi rinvii e finalmente siamo pronti. Mi auguro che la voglia di partenza delle ragazze si manifesti sabato con una prestazione ottimale. Sicuramente c'è tanta attesa nella nostra comunità per questa partenza e mi auguro che il progetto che abbiamo varato per andare in Serie A, ecco, si inizi con una bella prestazione, anche se il rispetto per l'avversario c'è ed è una bella squadra. Mister Dagioni, finalmente si inizia, sabato arriva il Catania, dopo tanto tempo finalmente in campo. Sì, abbiamo una voglia di giocare incredibile, finalmente si inizia, è stata veramente una preparazione lunga, ma ecco, mi ha dato anche proprio la misura, la sensazione di quanto questo gruppo avesse voglia di fare. Abbiamo cominciato ad agosto, siamo rimasti sempre qua, ci siamo continuati ad allenare anche quando non si sapeva se il campionato sarebbe effettivamente partito o meno, e quindi al di là di tutto l'esperienza proprio professionale ed umana con questo gruppo qua mi è piaciuta tantissimo, mi ha dato tantissimo, proprio perché ho trovato un gruppo di lavoro straordinario, sia per quanto riguarda le ragazze che la sintonia con la società. Siamo rimasti qua, ci siamo allenati anche quando non si sapeva perché ci si allenava, quasi tutte le squadre si erano fermate, noi abbiamo scommesso che prima o poi si sarebbe ripartiti, finalmente giochiamo. Serena Moneta, il capitano della SEAP Dallicardillo Aragona, finalmente si scende in campo, tu sei il capitano della squadra, secondo anno per te ad Agrigento, finalmente si gioca. Finalmente si gioca, siamo e sono contenta di iniziare e speriamo di farlo nel migliore dei modi, ovviamente, siamo pronte. Valeria Caracuta, il nuovo palleggiatore della SEAP Dallicardillo Aragona, finalmente si gioca, ho detto al mister, l'ho detto anche al capitano Moneta.
Sì, finalmente si gioca, siamo veramente molto carichi, nel senso che non vediamo l'ora e penso che come noi anche tutto l'ambiente ci stiamo lavorando su questa partenza da tantissimo ed è chiaro che sarà complicato, però noi ce la metteremo tutta sin dal primo pallone per riuscire a raggiungere, diciamo, questa prima vittoria e poi andare avanti piano piano. Anche se vi siete presentate molto sui social, voglio presentare Valera Caracuta anche alle televisioni TVA in particolare. Allora, Valera Caracuta è una giocatrice di grande esperienza. Sì, dai, ho un'esperienza che sicuramente potrà essere importante per questa squadra e voglio che soprattutto a livello di campo sia fondamentale, ecco. Non tanto a livello di gioco ma a livello di tante piccole cose che possono far parte di un gruppo, no? Quindi io sono qui e cerco di aiutare ogni giorno le mie compagne e mi interessa tanto questa cosa, quindi mi impegno ogni allenamento per mettere a disposizione, come ho detto prima, la mia esperienza caratteriale sul campo e portare, diciamo, qualcosa in più che può servire a questa squadra per fare quel salto importante. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.